Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buon dì. Con voi è anche la novena di Nadal e il chiam dal Missus. Allora, dal Missus si conta ciò che è succeduto a Madonna. Come io ti conti ciò che ti succede a te. Allora, l'angelo Gabriele è arrivato al tuo paese, a chiesa tua, e ti dice, Chio, sa tu che il Signore ti vuole un ben di vita, sa tu che pensa sempre a te, sa tu che non arriva a fare altri che volete bene. Allora tu ti dici, Anempo, ma se a me mi hanno insegnato che perché il Signore mi vuole bene, ho di comportarmi bene, ho di essere bravo, ecco, no, per l'amor di Dio, ma non stava pure che lui ti vuole bene, mica perché tu sei, ma perché non arriva a fare altri, quando ti vede. E sta attento, che ha la gusto di fare di te un figlio di Dio. Perché di fatto lui una volta è venuto in Cristo, ma come è venuto e ha bisogno di te. Oddio, tu dici magari, ma non vedo c'è pure, cosa io, ma io mi conosco bene, va di qualcun altro per piacere, non sai predis, fraris, suoris, no? Poi, c'è muzzetto, arrivata a pensare una roba del genere, perché lui ti ha. E tu aspore di accettare la sua proposta. Sai perché? Perché tu conti dome sulle tue sforzi, su ciò che tu sei tu. Ma lui ti manda il Spirito Santo, ma ha tu l'idea. Lui in persona che viene dentro di te e a lui mostrarsi proprio a che smonto con la tua musica, con le tue mani, con ciò che tu dici, ciò che tu fai. Ha tu capito? Tu hai di contare non dome su te stesso, finire la tua vita e la tua forza, che queda il Spirito Santo dentro di te. Ha tu capito? C'è che a te ti sembra impossibile. Ale possibile proprio col suo aiuto. Allora, come tu hai sentito ciò che ti ha detto l'angelo, dai una risposta. La Madonna tu sai le risposte che ha dato. Buone giornate e buone vite.